Allora, intanto noi siamo onorati della presenza del mister D'Amora che rappresenta il Peperino, la Rustica, perché comunque fondamentalmente c'è un'amicizia, come c'è un'amicizia, è venuto anche Daniele Zangari del Bar Crystal, come c'è un'amicizia con i ragazzi del Tor Marancia, oltre la rivalità, come comunque noi non ci sentiamo nemici di nessuno se non sul campo, come saranno anche lo stesso Bar Crystal, come sarà il Peperino. Noi saremo comunque rivali, sul campo non abbiamo amici sicuramente, quando ci incontreremo ce le daremo sportivamente di tanta ragione, perché è giusto che sia così, il bello dello sport e del calcio è proprio quello. Poi fuori dal campo, finita la partita, stretta di mano comunque vada, e applauso ai vinti e ai vincitori. Questo è il modo che a noi ci piace affrontare questo campionato, vogliamo affrontarlo al meglio, veniamo da una sconfitta difficile da digerire. L'abbiamo metabolizzato abbastanza bene e siamo pronti mercoledì a ripartire. Allora, il risultato bugiardo di lunedì non direi, perché comunque anche la nostra reazione tardiva, come dicevi tu, non è proprio così. Non ci tentiamo, noi comunque di fronte avevamo la Roma Calcio a 8, una squadra assemblata e costruita per vincere, una squadra navigata, fatta di un mister che è una persona preparatissima, una persona splendida perché l'ho conosciuta extracampo, quindi sono stato onorato veramente di conoscere una persona come Mister Ferretti, che è veramente un grande uomo e soprattutto un grande conoscitore di calcio. Poi di davanti noi avevamo la Roma Calcio a 8, cioè non avevamo degli sprovveduti o gli ultimi arrivati. E quando è così non dipende solo da noi, ma dipende anche dall'avversario. Noi comunque siamo contenti della prestazione, siamo andati bene. Non credo che se giochiamo così, tardo a credere che ne perderemo poche. Non penso veramente che giocando così non ne perderemo tante. Adesso c'è la testa a mercoledì, ormai la Roma Calcio 8 è il passato, è andata così, ci dispiace tantissimo. E cercheremo sicuramente di mettere a fuoco gli errori che abbiamo commesso, perché gli errori sono stati, se no non uscivamo sconfitti, e cerchiamo di sistemare quelle 2 o 3 cose che ci vorranno far diventare un indomani una squadra vera e propria, quella che ancora oggi siamo un cantiere aperto. Allora, il risultato così netto da Bar Crystal rispetto al Peperino no, non me l'aspettavo. Ho visto la partita, ho visto gli highlights, ma ho avuto anche modo di vedere non tutta proprio la partita, ma quasi l'integrale, quasi completamente. E dico che comunque la partita, purtroppo il calciotto vive sui episodi. Il Peperino sbaglia un calcio di rigore sull'1-0 e a mio avviso sarebbe cambiata la partita, magari avrebbe vinto sicuramente il Bar Crystal o probabilmente il Bar Crystal ugualmente, però comunque spesso gli episodi decidono. Io dico solo che ho visto 2 squadre allenate bene, fatta di ragazzi veramente forti, soprattutto 2 società serie. E sarà un onore scontrarci con loro e niente, comunque il Peperino adesso a me mi preoccupano loro, che avranno il dente avvelenato, saranno avvelenati, mercoledì si presenteranno al campo col coltello tra i denti e noi dall'altra parte cercheremo di rispondere anche noi con le nostre armi e poi vinca il migliore, chi sarà più bravo a fine partita alzerà le braccia e l'altro andrà a casa un po' dispiaciuto.